Rapallo e Santa Margherita Ligure, progetti per il futuro. Tra le priorità svelate in diretta il centro congressi San Margheritesi ed il tunnel di collegamento che unisca le due città a Portofino. Il Tigullio non molla, ottiene nuovi risultati a sostegno della ricostruzione post mareggiata. Potranno essere richiesti aiuti bancari a tutti gli istituti liguri anche per danni indiretti. Prima messa di Don Alessandro Cavallo nella parrocchia d'origine San Pietro di Novella, l'amore per Gesù trasmesso attraverso il gusto per la vita e l'amicizia. Anche squadra della scuola italiana Cani di salvataggio per la sicurezza dei bagnanti a Sestri Levanti e Riva Trigoso, si rafforza inoltre la collaborazione con il Comune e la Guardia Costiera. Buongiorno a tutti e ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura riprendiamo i temi che sono stati approfonditi nella trasmissione Direttamente Su, andata in onda ieri sera, dove erano ospiti i due sindaci delle città di Rapallo e Santa Margherita Ligure eletti nelle elezioni dello scorso 26 maggio. Le amministrazioni comunali del Tigullio occidentale, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, chiedono ad un'unica voce una soluzione per affrontare il problema del traffico e dei collegamenti viari tra le qualità. Un'ipotesi che è stata riportata in auge è quella del tunnel di collegamento. Questa volta le tre amministrazioni sembrano essere d'accordo e rilanciano il progetto a livello ministeriale. Sentiamo. Noi vogliamo un collegamento Rapallo-Santa Margherita-Portofino, non vogliamo più le code e vogliamo arrivare a Santa Margherita e a Portofino sia per rispetto dei cittadini di Santa che di Portofino in maniera diversa. Sostanzialmente noi vogliamo il tunnel. Ripartire dalle infrastrutture per migliorare la qualità della vita del territorio, portando avanti un progetto già al centro di discussioni negli scorsi anni, ma che oggi può contare sull'unità di intenti delle tre amministrazioni del Tigullio occidentale. La proposta di un collegamento diretto attraverso un tunnel tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino è stata rilanciata con forza nel corso della trasmissione Direttamente Su. I due ospiti principali, i neorieletti sindaco Bagnasco e Donadoni, dopo aver fatto un excursus su quella che è la situazione a 8 mesi dalla mareggiata di fine ottobre, hanno affrontato nello specifico i temi legati allo sviluppo del territorio, turismo, viabilità e qualità ambientale, lanciando quella che per loro sarà una scommessa da portare avanti insieme. Noi volevamo arrivare dove nessuno era arrivato. Questo veramente per noi sarebbe un obiettivo primario, sarebbe veramente un obiettivo per tutto il Tigullio. Quello nel nostro quinquennio, e lo diciamo adesso, riuscire a partire con una fase concreta di progettazione naturalmente condivisa con il governo centrale. Io vi dico una cosa, che la prossima settimana sarò già a Roma. Una proposta, nell'ipotesi del tunnel esteso fino a Portofino, che trova concordi gli altri due sindaci del Tigullio occidentale, Matteo Viacava, primo cittadino del borgo, e Paolo Donadoni di Santa Margherita Ligure. Quest'ultimo rilancia inoltre un altro progetto sul quale punterà la sua amministrazione nel prossimo quinquennio, la realizzazione di un centro congressi a servizio di tutto il territorio per dare opportunità di avere presenze turistiche anche al di fuori del classico periodo estivo. Il progetto che c'è per la riqualificazione dell'ex ospedale di Fratelli Arpe, dove la scheda tecnica, come vogliamo modificarla, prevederebbe un numero molto significativo di parcheggi in zona di assoluto centro e prevederebbe anche la realizzazione di una struttura da destinare a locali, a servizi comunali, e noi lì vorremmo realizzare un grande centro eventi con strutture accessorie di 1200-1500 metri quadrati, quindi davvero un dimensionamento che darebbe la possibilità di usufruire di un bene che oggi non esiste non solo a Santa Margherita ma neanche nel Golfo Tigullio. A Rapallo, a seguito della mareggiata dell'ottobre scorso, si è costituito il comitato Il Tigullio non molla, che ha promosso diverse iniziative a sostegno di chi avesse subito danni dall'evento meteorologico. L'ultima conquista è la possibilità di richiedere agli istituti di credito di tutta la Liguria un contributo per sostenere spese sia da parte di chi abbia subito danni diretti sia per chi abbia subito danni indiretti. Sentiamo. Il Tigullio non molla ed ottiene agevolazioni bancarie per quanti abbiano subito perdite a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018. L'ultima conquista del comitato apre una porta anche a tutti coloro che siano stati colpiti indirettamente dall'evento meteorologico. Un negozio che non ha avuto danni diretti, ma che a causa dei danni dalla mareggiata, dei lavori che si stavano perpetrando nelle varie cittadine, si è visto ridurre il fatturato del 50% o del 30% o del 70%, o persone che sono state licenziate perché le strutture erano danneggiate, hanno avuto un ingente danno che nessuno ha visto né riconosciuto. Per
cui noi ci siamo focalizzati anche su questo punto, che era uno dei punti fondamentali. La scintilla che ha aperto questa nuova possibilità è scoccata nell'incontro del 30 gennaio scorso, in cui erano state chiamate a raccolta aziende disponibili ad aiutare persone in difficoltà. L'interessamento di Eraldo Stefano Menconi, esperto del settore, attraverso l'Associazione Bancaria Italiana, ha ottenuto l'aiuto del sistema bancario locale. Qui abbiamo ottenuto nella sostanza che tutti coloro che hanno delle difficoltà a saldare delle rate di rimborso di prestiti pregressi fatti prima della mareggiata, tutte queste persone possono confidare nell'attenzione e nell'aiuto del sistema bancario locale. Così pure coloro che, pur non avendo dei debiti pregressi, necessitano comunque di un finanziamento per far fronte invece agli interventi di ripristino della propria attività, possono confidare adesso in un atteggiamento più benevolo delle banche. Chi avesse necessità può rivolgersi a tutti gli istituti bancari liguri per ottenere un supporto finanziario. In questa misura 1 e 2 vengono pagati sia le attrezzature, i lavori fatti, i materiali, di tutto ciò che però è stato eseguito e pagato entro il 31 dicembre 2019. È in corso di svolgimento una maxi esercitazione SEATER in questo momento proprio nel territorio, in un'area identificata della Riviera di Levante e dell'Appennino Ligure. Vediamo la notizia pubblicata sul sito Città della Spezia. Si tratta di un'operazione volta ad addestrare le capacità di effettuare operazioni di soccorso aereo in ambiente costiero e terrestre, da cui la sigla SEATER, ovvero soccorso aereo terrestre. Chi vedesse sorvolare nel corso della giornata degli elicotteri anche sul nostro territorio non ha da temere, in quanto si tratta appunto di un'esercitazione che mette in campo diverse forze dell'ordine, dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico al Comando Base Aeromobile del Corpo delle Capitanerie di Porto di Sarzana e ancora la Guardia Costiera, l'Aeronautica Militare e la Marina Militare. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Liguria partecipa con 10 unità radiomobili per pianificazione e coordinamento, 10 squadre composte da tecnici, personale sanitario e cinofoni. La Guardia Costiera garantisce 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, assetti specializzati nell'area di attività, ricerca e soccorso in grado di condurre operazioni complesse in condizioni climatiche e di visibilità estreme sia diurne che notturne. Ora la pagina diocesana. Nella solennità della Santissima Trinità, Don Alessandro Cavallo, sacerdote novello, ha presieduto la Santa Messa nella sua parrocchia d'origine, San Pietro di Novella a Rapallo. Tanti gli amici, i compagni di scuola e i ragazzi seguiti dal giovane sacerdote nei suoi anni di formazione che erano presenti alla celebrazione. La prima messa nella parrocchia d'origine per un sacerdote novello è sempre un momento emozionante. Dinanzi all'altare tanti volti, tante storie incrociate nel cammino che ha portato sino al sacerdozio. Don Alessandro Cavallo, ordinato presbitero nel giorno di Pentecoste, ne ha richiamate alcune nell'omelia pronunciata durante la messa nella chiesa di San Pietro di Novella a Rapallo. In particolare il percorso studentesco, universitario nel gruppo studentesco di Comunione e Liberazione. Tutti i tasselli che hanno portato a maturare la propria vocazione e che alcune amiche di Don Alessandro ricordano così. Noi abbiamo frequentato università diverse ai due poli opposti della città e quindi questo poteva essere un'occasione per perdersi, perché avevamo due vite completamente parallele, eppure grazie a questa compagnia di cui parlava anche durante la messa siamo rimasti uniti, proprio perché ciò che unisce le persone non è semplicemente l'attività quotidiana che uno fa, ma è qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande era questa compagnia a cui appartenevamo noi due come tutti gli altri nostri amici, e questo ha permesso che pur intraprendendo strade completamente diverse rimanesse un legame tra di noi fortissimo, che è quello per cui oggi siamo venuti qui alla sua prima messa. Crescendo Ale è rimasto esattamente lo stesso, anche da questa prima messa si è visto Alessandro per come l'abbiamo conosciuto, e che dire, tutto il suo gusto per la vita, il gusto per l'amicizia, quello che è venuto fuori oggi è esattamente quello che abbiamo visto noi in questi anni, e questo suo amore per Gesù sicuramente sarà di grande testimonianza per tutti quelli che lo incontreranno, come è stato per noi in questi anni in cui l'abbiamo accompagnato. Non solo compagni di scuola, ma anche persone più adulte che hanno visto Alessandro crescere nel suo percorso personale di fede.
E per me è una gioia immensa perché io l'ho conosciuto da ragazzino quando venivo qua con lui all'oratorio come catechista. E da sempre Alessandro è stato speciale per la sua attenzione ai ragazzi più deboli e per la sua passione per il gioco e per lo stare con i suoi amici. E oggi per noi vederlo sacerdote è veramente una grazia e un dono grandissimo. Molte comunità parrocchiali diocesane venerano San Giovanni Battista come santo patrono, tra queste Cicagna. In questi giorni è stata intronizzata la statua del santo sulla cassa processionale, dove i festeggiamenti inizieranno con la preparazione a partire da giovedì alle 20:30 a Monleone, il vespro la processione, e poi seguirà venerdì alle 18 la recita del vespro, la celebrazione dell'Eucaristia, e sabato alle 18 la messa prefestiva. Domenica la festa del Corpus Domini, anche in questo caso si intreccerà nel cammino di preparazione alla festa di San Giovanni Battista, che invece cade lunedì 24 giugno. In questa data la celebrazione della Santa Messa sarà presieduta alle 10:30 dal Vescovo Alberto Tarnasini. Al termine della Messa la benedizione e l'inaugurazione, la visita alla restaurata casa parrocchiale. Sono iniziati i lavori relativi alla costruzione di 2 tratti di marciapiede in via Parma a Chiavari. Nel tratto di cantiere all'altezza della scuola elementare sono stati installati 2 semafori. Gli interventi erano attesi da tempo per rendere il tratto di strada più sicuro anche ai pedoni. L'impresa che si è aggiudicata i lavori è la Vite Michelangelo di Chiavari per un importo complessivo di 28.892,99 euro più IVA. Ci concentriamo sulle periferie cittadine, migliorando la sicurezza nel quartiere di Caperana, ha spiegato il sindaco Marco Di Capua. Abbiamo atteso il termine delle scuole per arrecare meno disagi possibili alla popolazione. 2 le priorità di intervento: la messa in sicurezza dei marciapiedi, la creazione di stalli nella zona attigua alle scuole elementari di via Parma, di cui sono in fase di definizione i termini, gli spazi e le tempistiche. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani e poi tutte le altre notizie e lo sport. L'apertura di Avvenire sulla situazione economica interna: non è un flat debito, Conte prepara la lettera di risposta all'Unione Europea, diremo di no al primato della finanza. Salvini negli Stati Uniti insiste sul taglio delle tasse, serve una manovra trumpiana. La fotonotizia che riguarda l'Instrumentum Laboris per il sinodo di ottobre sull'Amazzonia, ascoltiamo il grido dell'Amazzonia, questo è il titolo. E poi terzo settore, riforma non profit, ferma rischio caos negli statuti. Dal quotidiano Cattolico l'approfondimento sulla nuova maturità, al via domani, debutta la prova mista, comincia l'esame di Stato per 500.000 di studenti, 2 le prove scritte e l'orale. E sempre da Avvenire, Genova, 15 giorni per la svolta, l'annuncio del sindaco commissario Bucci, entro la fine del mese l'arrivo del primo pezzo del nuovo ponte. Andiamo sulla pagina del Secolo XIX, la mossa di Salvini contro l'Unione Europea, tagliare le tasse con l'aiuto degli Stati Uniti. Il leader leghista rassicura Washington su Russia, Cina e Venezuela con l'irritazione dei 5 Stelle. E più sotto la fotonotizia, Ponte, nei tiranti dipinti di blu i segreti dell'inchiesta. Sempre dal Secolo XIX, le ore di apprensione per lo scrittore 93enne Andrea Camilleri, in rianimazione online, affetto e odio. Dalle pagine del Levante, SOS per la cattedrale, servono 3 milioni, il vescovo chiama a raccolta il Tigullio e nasce un comitato permanente per sensibilizzare il territorio. E sempre dal Tigullio orientale, sorveglianza integrata per 50.000 abitanti, incontro tra i sindaci di Chiavari e di Lavagna, un infortunio in cava, grave un operario adesiaco, l'incidente è avvenuto ieri a Cicagna. Dalle pagine del Tigullio orientale, lettera inviata a Toti per sostenere l'IML, spedita dal sindaco, firmata dai sindacati e delegati di fabbrica Muzio. Cerchiamo tutti gli spiragli per aiutare l'azienda. E per il Levante Sport, contributi per i giovani in campo, le big sono in fondo alla classifica, il minutaggio in testa Olbia, seguita dal Bissola Pontedera, chiudono Piacenza e Entella, mentre per il calcio femminile Rupinalo di Elio Ghidino, il re di coppe, Italia e Liguria. Cani
Bagnini a Sestri Levante e Riva Trigoso. La novità dell'estate in Liguria è il nuovo servizio che, unico in regione, ha organizzato il comune di Sestri Levante e la Guardia Costiera in collaborazione con la scuola italiana Cani da Salvataggio. Nel contempo si rafforza anche il presidio umano in tutte le spiagge libere attrezzate. Un servizio di sorveglianza e salvataggio per 10 ore al giorno, tutti i giorni dalle 9 alle 19, con nuove postazioni sopraelevate, dotate ciascuna di un defibrillatore. Interesserà le spiagge libere di Sant'Anna, Riva Ponente e Borgo Renà il nuovo servizio di controllo messo in campo dal comune di Sestri Levante. Da venerdì prossimo fino a domenica 8 settembre gli arenili della Bimare saranno presidiati in modo particolare per garantire a bagnanti e famiglie sicurezza e controllo. Se il servizio in questione sarà affidato ad un gestore privato, si rafforza nel contempo la collaborazione tra il Comune e la Guardia Costiera, che anche quest'anno, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, garantirà nei fine settimana la presenza operativa di 2 pattuglie, una in mare e una a terra, per controllare la balneazione e la navigazione. E tra le novità, infine, anche la presenza di alcune squadre della scuola italiana Cani di Salvataggio. Si è deciso di accogliere favorevolmente la loro proposta di mettere a disposizione dei cani di salvataggio, appunto, con i relativi conduttori, che sosterranno in zone predeterminate accanto alle postazioni degli assistenti ai bagnanti nelle spiagge pubbliche, e la cosa fondamentale è che i relativi conduttori sono anch'essi abilitati all'assistenza ai bagnanti e in più sono anche muniti di brevetto per l'utilizzo del defibrillatore. Quindi capite bene che questo sistema coordinato, perché ovviamente tutta l'attività verrà coordinata dalla Guardia Costiera, perché la ricerca e soccorso in mare ricade nelle competenze specifiche della Guardia Costiera, farà sì che nel momento in cui si dovessero verificare delle emergenze abbiamo delle ulteriori risorse da poter sfruttare per intervenire nella maniera più efficace e efficiente possibile. Lo sguardo però della Capitaneria sarà su tutto il Tigullio, in questo caso Santa Margherita Ligure, che attività verrà messa in campo? Santa Margherita Ligure come circondario marittimo si estende da San Fruttuoso di Camogli escluso fino a Moneglia, per cui una realtà molto vasta, oltre 40 km di costa, sulla quale avremo delle pattuglie a terra che si occuperanno appunto di presidiare il litorale di giurisdizione, ma anche delle pattuglie a mare. Questo per poter agire in maniera coordinata tra loro e poter far sì che appunto tutti i turisti, i frequentatori in generale di queste bellissime coste lo possano fare in maniera serena. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti per noi. Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Rimaniamo in tema balneare perché è tornato balneabile il mare di Zoagli. Da oggi è nuovamente possibile fare il bagno nel tratto di spiaggia centrale compreso tra il molo Capitan Solari e il molo Gaiassa. Il vice sindaco Carlo Cassani ha revocato l'ordinanza del 13 giugno scorso dopo che i prelievi dell'ARPAL l'11 giugno avevano evidenziato valori di Escherichia coli superiori al limite di legge. La causa di questo fatto era stata fatta risalire ad un guasto in una condotta del collettore fognario che in questi giorni IREN ha provveduto a riparare. Le controanalisi di ARPAL effettuate il 15 giugno hanno certificato che i parametri relativi alla qualità delle acque sono effettivamente rientrati nella norma, per cui non è più necessario il divieto di balneazione che è stato revocato. E tu date la linea. E andiamo ora sulla pagina di nigrizia.it per un approfondimento sul fronte internazionale. Amnesty International ha chiesto alle autorità egiziane di condurre un'indagine imparziale sulle circostanze della morte dell'ex presidente Mohamed Morsi, crollato a terra ieri all'improvviso durante l'ultimo di una serie di processi nei suoi confronti al Cairo. Morsi, figura di spicco del gruppo islamico Fratelli Musulmani, nel 2013 è stato rovesciato come presidente, il primo democraticamente eletto, dall'esercito egiziano guidato dall'attuale capo dello Stato Abdel Fattah al-Sisi. Il politico 67enne è stato incarcerato ed è stata attuata una feroce campagna di uccisioni ed arresti tra i seguaci del movimento, terminata con decine di condanne a morte inflitte da tribunali militari. Parliamo ora di sport. È stata una serata di gala, quella ospitata al Golf Club di Rapallo, a chiudere la riunione del Distretto Italia dell'area Liguria per festeggiare la nascita del Panathlon 68 anni fa. Nel corso della cena sono stati premiati sportivi e società del territorio che si sono particolarmente distinti. Un'opportunità per scambiare esperienze, per cementare l'amicizia panatletica, sorretta da una comune visione di sport vissuto come valore di lealtà, crescita e cultura. Continua in maniera
molto bella, questo andare avanti. Certo, siamo arrivati alla 10ª edizione, al 10° Interclub, e quest'anno ho avuto anche la collaborazione del presidente del Distretto Italia Giorgio Costa, che gioca in casa. Che giocava in casa, ma ben venga, e con questo siamo riusciti ad avere una serie di ospiti che penso non riusciremo più ad averli tutti assieme così. Credo che sia molto bello, una fase forse storica per la Liguria avere insomma un tigulino che è presidente a livello di Distretto Italia. È proprio un'occasione storica. Per non parlare anche del governatore. No, il governatore, per l'amor di Dio, è che l'occasione di avere 2 presidenti nazionali e tutti e 2 del Tiguglio, non so se potrà succedere ancora nel futuro, però non preoccupiamoci, momentaneamente andiamo avanti e speriamo che duri questa prospettiva ottima. Bene, abbiamo visto diversi atleti, diversi premiati, forse non li abbiamo fatti tutti, non per volontà, ma non ci siamo riusciti. Germano, semmai ci porterai le scuse, ma l'intento era di dare spazio a questa bella serata, tra l'altro molto significativa anche come tema. Certo, abbiamo cercato di premiare i gesti che portano un ottimo contributo allo sport, soprattutto gesti di fair play, e abbiamo premiato una ragazza, una giovane di 17 anni, disabile, campionessa arrivata diciamo 12ª ai campionati del mondo, e quest'anno partecipa ai campionati europei con delle buone prospettive. E abbiamo premiato altri gesti e perlomeno altre attività sportive di valore, perché come ho detto prima nel discorso mio introduttivo, la nostra è una regione piccola, ma abbiamo tanti contenuti a livello sportivo e tante soddisfazioni locali. Alla serata di premiazione del Panathlon Liguria sarà dedicata la puntata di Si può dare di più, in onda questa sera a partire dalle 21:10 su Telepace 1. Il nostro telegiornale invece ritorna alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. L'informazione vi ricordo che prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.